Sono Trieste per i nuclei familiari di una sola persona con un importo medio di 118 euro e Gorizia per quelli di 3 persone con 276 euro di media, le province dove è più elevato il livello medio della Tari in Friuli Venezia Giulia. Pordenone invece è quella che ha registrato gli aumenti più elevati tra il 2020 e il 2024 e quanto emerge dall'indagine di Federconsumatori e Adiconsum che hanno commissionato all'IRCAF, Istituto Ricerche, Consumo, Ambiente e Formazione. E viene fuori chiaramente uno spaccato che a norma di legge che noi oggi abbiamo 215 tariffe. È giusto? Beh, certo, comunque a norma di legge è tutto quanto giusto. Ecco, però noi pensiamo che possono essere apportati dei miglioramenti e quindi ci stiamo muovendo in questo senso. Ecco, per cui diciamo che questo documento che noi abbiamo presentato oggi, ma abbiamo già presentato il mese scorso in Ausir all'Assemblea regionale di ambito, diciamo che ci presenta un tavolo di lavoro su cui confrontarci e vedere quello che può essere migliorato e adoperarsi per il miglioramento. Le associazioni dei consumatori dal canto loro spingono per la tutela delle fasce deboli e per la creazione di multi-utility. Il nostro primo impegno è quello di tutelare le utenze domestiche, questa è la nostra mission principale, però anche le attività commerciali comunque riguardano lo stesso anche noi, perché comunque ognuno è il riflesso dell'altro. Il concetto di multi-utilità significa comunque superare le inefficienze, favorire le aggregazioni, favorire tutti quegli interventi che migliorano le performance di chi gestisce questi servizi così importanti. Parliamo comunque di servizi sempre estremamente complessi, dove sono sedimentate norme su norme, per cui metterci dito non è cosa facile, quindi devono essere d'accordo tutti i player che entrano in questa dinamica. A Udine l'aumento della Tari sta facendo discutere e non poco la politica. Secondo Federconsumatori è effettivamente colpa dell'amministrazione De Toni o meno? Certamente sono aumenti che hanno una loro spiegazione. Una quindicina di giorni fa è stata presentata sempre da IRCAF, che ha fatto la nostra ricerca, una ricerca più o meno simile sui costi delle Tari dei 111 capoluoghi di provincia. Udine è tra le più virtuose. Ecco, vi consegno questo elemento, poi sarà appunto da valutarlo fino in fondo.